Buongiorno a tutti e benvenuti in Bertani. Benvenuti a Tenuta Novara, un luogo storico acquistato dalla famiglia Bertani nel 1957. Esattamente 100 anni dopo, 1857, l'anno di fondazione della storica azienda in Valpatena da parte dei due fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani. Azienda unica questa, storica, iconica della Valpolicella, per la sua origine ma soprattutto per il suo carattere pionieristico nel fare vino. La prima azienda veronese che nel 1867 produce un vino in bottiglia, il famoso Secco Bertani, storica versione dry di quelli che erano i vini parzialmente dolci che si producevano in quel tempo. Ma oggi festeggiamo una data particolare, un evento speciale. Siamo veneti, conosciamo le nostre origini e sappiamo che il vino al quale i veronesi tengono di più è il Valpolicella, il vino che descrive questo territorio in maniera unica. Descrive il suo vitigno principe, la Corvina, ma anche la natura dei suoli calcarei bianchi dai quali questo vino nasce. Questo è un premio che insieme alla famiglia Angelini, che è proprietaria di questa azienda e di questo marchio dal 2011, ci teniamo moltissimo, perché ancora di più riporta e rafforza le nostre radici di produttori veneti e di essere legate al territorio di origine. È un premio anche che di nuovo riaccende questo carattere pionieristico dell'azienda, perché è un vino fatto con uno stile particolare. Non è la rincorsa di una moda, di una volontà di voler apparire con un certo stile, ma è quello di dare luce al territorio con vini scarichi di colore, con questa grande tensione, con questo finale salato. Carattere unico che può rappresentare il futuro della Valpolicella nel mondo. Un rubino tenue e vivido, all'olfatto le spezie e le floralità, pochissime le sensazioni fruttate, in bocca deciso in freschezza e sapidità, molto dinamico e dal corpo molto agile e molto fresco. Uno stile dove il produttore fa un passo indietro per farne due passi avanti con il territorio, anche un senso di umiltà, perciò è quasi un tornare indietro e di porsi anche nei mercati internazionali senza magari il fardello dell'appassimento. Ci riporta quasi mentalmente a quando i due fratelli Bertani hanno incontrato in Borgogna il professor Guyot, ancora quando erano carbonari in Italia. Parlando di Valpolicella, possiamo dire che è difficile trovare un territorio così affascinante e complesso. Un luogo dalle condizioni pedoclimatiche uniche, per alcuni versi quasi misteriose e mistiche. Decisamente complesso dal punto di vista geologico, è caratterizzato da una grande alternanza di colline e paesaggi mozzafiato. Tenuta Novare, il luogo in cui ci troviamo oggi, si trova all'interno di un anfiteatro naturale, rivolto verso il lago di Garda e protetto a nord dai Monti Lessini. È la più grande tenuta a corpo unico presente nella Valpolicella classica e si estende su una superficie di circa 220 ettari, all'interno della quale possiamo trovare in forma eterogenea vigneti, boschi e fonti d'acqua naturale. Un luogo unico, magico possiamo dire, all'interno del quale si producono alcuni dei più grandi vini rossi del panorama nazionale ed internazionale.